I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Reggio Calabria, appartenenti al GICO sezione Goa e del gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, unitamente funzionari dell'Agenzia delle Dogane, hanno proceduto al sequestro di un carico complessivo di oltre 99 kg di cocaina purissima, rinvenuti all'interno di un container in transito presso il porto calabrese e sbarcato dalla nave mercantile Bellavia. L'operazione si inquadra nell'ambito di una più vasta attività di polizia giudiziaria, che ha consentito, dopo una serie di incroci documentali e successivi controlli eseguiti su numerosi container in transito presso il porto di Gioia Tauro, di individuare l'illecito carico di droga formalmente destinato in Turchia e proveniente dal Messico. La merce avrebbe fruttato con la vendita al dettaglio oltre 20 milioni di euro. Dopo 20 anni di latitanza è stato catturato a Rosalide ai carabinieri del ROS del Comando Provinciale di Reggio Calabria Domenico Condello, 56 anni, soprannominato Miku Pazzu. L'uomo, inserito nello speciale programma di ricerca del Ministero dell'Interno tra i 30 ricercati più pericolosi d'Italia, è il cugino di Pasquale Condello, il Supremo. Su di lui pendono una condanna all'ergastolo per omicidio e le accuse di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e altri reati. Almeno 67 clandestini sono sbarcati, tra cui un ragazzino di 10 anni sulla Costa Reggina. In 44 sono stati trovati la notte scorsa lungo la statale 106 a Marina di Roccella Ionica. I migranti, tutti uomini, sono di nazionalità afghana, bengalese, pakistana, siriana ed irachena. Gli inquirenti ritengono che sono stati lasciati in punti diversi dagli scafisti, che poi si sono dileguati. Le loro condizioni sono buone, senza esito le ricerche dell'imbarcazione. L'altro sbarco invece si è verificato sulla costa ionica crotonese, dove è approdato un gruppo di 40 migranti, di cui 38 pakistani e 2 indiani. I migranti, tutti uomini, sono stati trovati sulla spiaggia a Capocolonna e successivamente trasferiti nel centro di accoglienza di Sant'Anna. La NET Natura Energia Territorio Scarl ha promosso stamane nei locali del Best Western San Giorgio a Crotone il lancio del Polo Innovazione sulle Energie Rinnovabili, costituito da 60 aziende calabresi fuori regione e università, di cui è ente gestore. Così come emerso dall'introduzione ai lavori di Mario Spanò, presidente della NET, il Polo si occuperà dell'efficienza energetica e delle tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse ambientali della regione Calabria, attraverso la realizzazione di iniziative e progetti su ricerca industriale, sviluppo sperimentale, servizi per la ricerca e l'innovazione tecnologica sulle tematiche ambientali ed energetiche.